Il fatto che nei primi 5 anni le nuove imprese muoiano per la metà significa che fare impresa non è facile. Sempre più difficile fare impresa nel commercio trevigiano. Parte da qui lo studio presentato oggi dall'Ascom provinciale. Dati per certi versi impressionanti sulla morsa dei centri commerciali nella Marca. Siamo già alla saturazione con i dati attuali, siamo al doppio della superficie regionale con quelli ipotizzati. Infatti, secondo i commercianti, nella Marca ci sono 21 parchi e centri commerciali che, sommati con altre aree in fase di riqualificazione, come l'ex Marazzato a San Giuseppe o di nuova costruzione, portano la densità di cemento a 811 metri quadri ogni 1000 abitanti, a fronte dei 583 per 1000 abitanti della media del Veneto. Chiaro che con queste premesse il commercio trevigiano deve pensare a nuove soluzioni e nuovi mercati e dalle esperienze mondiali la tendenza sarà sempre più quella della digitalizzazione del commercio via internet. E il commercio ha due caratteristiche, qualità e cortesia. Da oggi in poi, da qualche tempo a questa parte per la verità, lo sta declinando anche con modernità, che significa rete e quindi per quanto possibile commercio elettronico, commercio internet. Questo è uno dei modelli, la gente sceglie in internet e compra nel posto fisico, oppure sceglie nel posto fisico e poi confronta con internet. Per questo, secondo Ascom, bisogna ripensare il territorio puntando a riportare i negozi nei centri storici, da qui la frecciata a sindaci e amministratori locali. Al di là dei primi 5 anni di mandato, che possono diventare 10, quindi la ricerca del consenso, il loro territorio, il loro comune rimane in ogni caso e quindi devono ritornare ad essere sì i primi cittadini, ma anche i coltivatori della propria collettività. Il fatto di allargare senza una visione complessiva il ragionamento delle grandi superfici, ma di qualsiasi tipo di attività si insedi senza controllo, rischia di mandare in tilt il sistema ed è il rischio che stiamo correndo a Treviso.